Veneto 1 con voi. Eventi in agenda. Ben ritrovati, un nuovo appuntamento di Veneto 1 con voi. Parliamo di musica e di solidarietà, lo facciamo con tre amici di Radio Veneto 1 che vi presento subito: Annalisa Bertanzon, Paolo Tagliamento e Massimo Scattolin. Ben trovati, benvenuti, grazie di essere insieme a noi. Buongiorno, grazie. Lo facciamo e abbiamo qui questi nostri tre ospiti perché, dicevamo, musica e solidarietà e sono i cardini, le colonne portanti di un evento in programma il prossimo 19 ottobre qui a Treviso, all'Auditorium Stefanini in Viale Terza Armata, in centro, vicino alle omonime scuole medie. Il suono del cuore, questo è il titolo di questo concerto, che vedrà protagonisti sul palco naturalmente Paolo Tagliamento al violino e Massimo Scattolin alla chitarra, e poi ci spiegheranno meglio cosa faranno sentire. E tutto questo evento poi è a favore della Onlus Ogni Giorno per Emma, un'associazione che i nostri ascoltatori più fedeli conoscono bene, così come conoscono Paolo Tagliamento e Massimo Scattolin sul versante musicale, e associazione di cui appunto Annalisa Bertanzon è fondatrice, presidente, e naturalmente questa associazione che è intitolata alla figlia Emma della Libera per la ricerca sulla tassia di Friedrich. E poi ancora ripeteremo, per chi magari ancora non ha ben presente cos'è questa malattia e di cosa si occupa naturalmente l'associazione Ogni Giorno per Emma. Però intanto io vorrei chiedere a Paolo Tagliamento o a Massimo Scattolin, lascio a voi scegliere chi risponde per primo, insomma, come appunto avete conosciuto, anche come siete venuti in contatto con Ogni Giorno per Emma, come avete deciso questa iniziativa. Prego. Allora, Paolo. Ci conosciamo ormai da diverso tempo, sì, da qualche anno. Se non sbaglio ci siamo conosciuti al Teatro Accademia di Conegliano. Esattamente. In un'occasione in cui avevo suonato, non mi ricordo di preciso l'evento. Era un evento dove c'eri tu col violino, c'era Stefania Pigozzo, mi sembra, al pianoforte con un altro suo collega, e c'era stato anche lì questo bellissimo evento di pianoforte e poi accompagnamento col violino e violino solista, quindi una cosa. E quindi da lì insomma è nato questo rapporto. Sì, c'era Emma, sì, poi c'è il fatto che Elisa Ceschi, che è amica di Emma, che è un'altra ragazza appunto che combatte contro questa malattia, è una quasi vicina di casa, praticamente nostra, coneglianese, e quindi questa in realtà è una seconda edizione di un concerto di un concerto fatto l'anno scorso, quindi di una collaborazione qua di Treviso nata già un anno fa, che abbiamo deciso con gioia di rifare, di riportare al pubblico, e quest'anno ampliando il palco, e coinvolgendo anche Massimo Scattolin, quindi che debutta in questa occasione. A dire il vero, ho già fatto qualcosa, esatto, al Teatro Comunale. Esatto. 2 o 3 anni fa, dico bene? 2 anni fa. 2 anni fa, sì, ecco. Sì. 2 anni fa era stato uno spettacolo in cui però era il denominatore comune era il canto. Ecco, per cui abbiamo accompagnato cantanti, fatto anche qualche piccola cosa da solo. Certo, è stato molto bello. È stata una bellissima serata, poi c'era il teatro pieno, quando il teatro è pieno è bellissimo. È sempre bello, sì. Appunto, la musica
che naturalmente si accompagna anche a questa finalità. E in questa serata del 19 ottobre, allora senza magari svelare troppo, però diamo qualche anticipazione, cosa ci farete ascoltare, qual è un po' il programma di questa serata? Faremo un programma abbastanza tradizionale, basato su autori che si sono cimentati su questo duo, non totalmente il programma, ma quasi totalmente, ovvero inizieremo con musiche di Niccolò Paganini, e quindi faremo una sonata dal Centone, la prima sonata dal Centone, che è un'opera abbastanza conosciuta ed è originale appunto per violino e chitarra. Poi il meraviglioso Cantabile in Re maggiore, che è un brano straordinario. Proprio la parola cantabile non potrebbe avere un significato migliore su questo brano. Poi passeremo a una sonata un po' più particolare, che è stata scritta. Paganini era un capriccioso, lo sapete, ma non solo perché scriveva i capricci, ma perché amava anche fare delle bizzarrie, e questa sonata l'ha chiamata sonata concertata perché ha scritto per chitarra e violino, cioè perché in genere lui scrisse una valanga di sonate tutte per violino e chitarra, poi scrisse questa per chitarra e violino, anche se in realtà suonano. Cioè, è concertata, quindi suoniamo entrambi gli stessi temi, diciamo che ci dividiamo la sonata. Ma poi lui scrisse, ricorda, non la faremo, ma lui scrisse anche un'altra bizzarria che non eseguiremo, ma eseguiremo magari un'altra volta. Una sonata per chitarra con accompagnamento di violino. Fantastico. Cioè praticamente il povero chitarrista deve fare tutto quello che il violinista in genere fa, e il violinista si siede e fa ogni tanto un po' di accompagnamento così, magari a chitarra. Esatto, pizzicato quasi quasi, sarebbe carino. Comunque questa non la faremo più avanti, magari in qualche altra edizione. Poi sempre con un musicista dell'epoca di Paganini, anche amico tra l'altro personale, che è Mauro Giuliani, e che era un grandissimo virtuoso della chitarra di quel periodo. Il periodo è il periodo in cui Rossini faceva da padrone in tutta Europa. E questa musica è musica da camera tipicamente italiana, cosa che non si fa tanto comunemente, perché la musica da camera da noi è considerata solo la musica tedesca. Invece c'è anche un ampio repertorio di musica da camera italiana. Pensiamo, non so, a Luigi Boccherini prima, poi appunto Paganini, che Paganini scrisse anche 15 quartetti per violino, viola, violoncello e chitarra. Adesso non voglio dilungarmi, ma è un'occasione, insomma, per riscoprire un repertorio che non si sente, un repertorio esatto. E poco frequentato. Questa sonata che faremo di Giuliani è una sonata abbastanza emblematica di quel periodo. Vuoi dire due parole su? Sì, non la conoscevo perché appunto è un repertorio che non è andato dimenticato, purtroppo, non quello paganiniano, che sì, si conosce di più, in parte anche quello, perché c'è molto però Giuliani non. E studiandola, leggendola, mi ha convinto moltissimo. Era non meno di Paganini, e mi verrebbe da dire quasi non meno di Rossini, nel senso che dicevo anche a Massimo, non scade mai nella banalità, non è mai musica di serie B, e quindi di maniera, non è di maniera, no, non è manieristica, e quindi sì, è bello ogni tanto quindi anche queste chicche, insomma, un motivo in più per uscire dal solito seminato del repertorio standard, e però interessante anche per il pubblico che viene a sentire una cosa che non sente mai. Certo, un motivo in più, insomma, quindi per partecipare a questa serata. E poi finale, ultima. Sì, l'ultimo pezzo invece non è originale,
è originale per violino e pianoforte di Pablo de Sarasate, sarà la famosa Zingaresca, che è un brano virtuosistico e di cui io ho curato l'adattamento a chitarra. Ecco, questo. E quindi insomma avete capito, ci sono parecchi motivi per venire ad ascoltare questo concerto, oltre naturalmente a quello del sostegno, Annalisa Bertanzon, all'attività dell'associazione Ogni Giorno per Emma e quindi alla ricerca su questa forma di atassia. Beh, innanzitutto, intanto come sta Emma? Emma sta bene, diciamo ovviamente compatibilmente, perché poi è a Trento. Che studia all'università, lo ricordiamo, biotecnologie molecolari, sì, giusto? Biotecnologie molecolari, questo è il terzo anno, ha iniziato il terzo anno, quindi l'anno prossimo, non so, sarà probabilmente... Io direi verso fine anno, lei dice prima, ma insomma ci sarà il primo step di laurea e quindi lei ce la laurea triennale. Laurea triennale ce la sta mettendo tutta perché ovviamente è molto esigente con se stessa e quindi vuole dare il massimo e penso ci riuscirà, insomma, compatibilmente con la sua situazione, ma lei è una che proprio ce la mette tutta, è molto convinta. Lo siamo anche noi ovviamente, perché altrimenti non ci sarebbe l'associazione, che la scienza, la ricerca, cioè, ha un senso che vada avanti, che ci sia, perché in modo trasversale, adesso parlo, aiuta sempre a migliorare la qualità di vita, perché pensiamo a malattie che fino a qualche decennio fa erano malattie anche letali, sono state debellate o comunque sono malattie curabili, eccetera, per cui è sempre qualcosa su cui puntare. Certo, l'atassia di Friedreich, lo ricordiamo, una malattia ereditaria degenerativa, colpisce in media una persona ogni 50.000, però nonostante i progressi della ricerca, anche grazie al sostegno, insomma, di associazioni come Ogni Giorno per Emma, purtroppo non c'è ancora una cura. Allora, una cura, diciamo, definitiva no, questo fa parte di un grande investimento che stiamo facendo, investimento di tempo e anche di risorse, con proprio il Centro di Biologia Integrata di Trento, che ha un brevetto mondiale sulle nuove frontiere, diciamo, della scienza, e il correttore genomico Evo-Cas9, sono brevetti recenti, inizio 2018, quindi insomma parliamo di cose molto recenti, su quelle che sono le forbicine molecolari che possono, diciamo, sistemare difetti genetici, non solo quello che riguarda noi, ma potenzialmente molti altri. Però in questi anni qualcosina abbiamo fatto, non siamo riusciti a curarla ancora, ma un attimino a ralentarne la progressione, questo potrei dire che ci stiamo riuscendo. Quindi la malattia progredisce, poi ovviamente è soggettiva la cosa, non è che questo sia tout court per tutti, ma con abbastanza risultati soddisfacenti progredisce in modo un po' più lento, quindi un volto leggermente migliore questa malattia oggi ce l'ha. Poi ovviamente ci stiamo lavorando molto perché possa migliorare ancora di più. Chiaramente le offerte raccolte anche in questa occasione andranno a sostenere le attività dell'associazione, qualcuna in particolare? Sì, qualcuna in particolare, perché abbiamo tra pochi giorni acquisteremo, cioè noi forniamo anche di attrezzature ai centri di ricerca, tipo collaboriamo molto con l'associazione La Nostra Famiglia, il Polo di Conegliano Pieve di Soligo, dove si fa molta riabilitazione mirata e studiata sempre più per questa malattia, quindi per dare a loro la possibilità di enfatizzare le abilità residue in modo tale che la qualità di vita migliori. È arrivata una pedana stabilometrica, una cosa, non vi sto a spiegare cos'è, ma insomma già il fatto pedana stabilometrica per chi non ha equilibrio come questa malattia vuol dire che ha un significato importante, anche un costo di un certo tipo. È stata provata, testata, va tutto bene, noi la acquistiamo per loro e questo ovviamente, questi denari sono destinati là. E poi questo sarà a gennaio, ma partiamo con un altro studio clinico, ne abbiamo fatto uno nel 2016-2017 su una molecola già esistente per altre malattie, che è l'interferone gamma, con dei risultati abbastanza soddisfacenti, quindi il fatto di essere riusciti a rallentarla vuol dire che qualcosina c'è. C'è un'altra frontiera, si chiama etravirina, è un retrovirale
che serve per altre patologie, ma anche qui studi di laboratorio, perché parliamo che noi entriamo dopo che ci sono studi di laboratorio di anni. Quindi noi siamo la parte che cerca di mettere a terra, di seminare l'applicazione, esatto. Certo. E ovviamente anche qui risorse un po' importanti, riusciamo ad essere più di un'associazione, perché anche questo è un lavoro che sto facendo, di coinvolgere più associazioni, grandi o piccole, italiane e non, perché abbiamo un'associazione svizzera, un'associazione spagnola e 3 italiane questa volta, quindi ho fatto anche un grande lavoro di sinergia, e finanzieremo questo studio clinico che parte a gennaio, sempre con l'Istituto Eugenio Medea, che sono poi i centri della nostra famiglia. Quindi c'è tanto lavoro da fuoco, e quindi le risorse sono già canalizzate. Esatto. È molto bene, insomma, e poi avrete intuito anche da queste poche parole di Annalisa Bertanzon l'entusiasmo e la forza, le tante idee, le tante iniziative che animano l'associazione Ogni Giorno per Emma. Paolo Tagliamento, la musica una volta di più veicolo non solo di cultura, ma anche un veicolo per fare del bene? Sicuramente è solo un veicolo per fare del bene, e quindi siamo qui pronti, sono pronto, questa volta siamo in 2 per dare il nostro contributo, che non può essere che altro che musicale, che però penso sia importante, perché più della musica nessun'altra arte arriva al cuore come fanno le note, e quindi penso che oltre all'aspetto economico, che è anche lo scopo del concerto, l'aspetto lì emotivo sia anche importante, e penso che questo programma sarà piacevole all'ascolto per il pubblico, e quindi siamo molto contenti. Fiduciosi di centrare l'obiettivo. Paolo Tagliamento, 22 anni, ormai dire promessa è riduttivo, perché è un violinista affermato a livello europeo e non solo. Amico, come abbiamo detto, anche dell'orchestra dei solisti di Radio Veneto 1, e più volte si è esibito con loro. C'è anche qualcos'altro in ballo che non possiamo svelare, insomma, tra poco si sta definendo nei prossimi mesi, però invece i prossimi progetti? Molti. Vogliamo citarne uno importante, e qui, visto che siamo qui con Massimo, che vedrà assieme un'ulteriore occasione. Grazie a Massimo, bisogna dirlo, perché ho avuto questa proposta di fare una tournée in Australia a gennaio e parte di febbraio, e suoneremo anche insieme, quindi riproporremo questo stesso concerto per violino e chitarra. Poi avrò anche dei concerti col pianoforte e con l'orchestra sinfonica lì a Melbourne e dintorni, anche Sydney, poi Ballarat, altre città, bella cosa, una cosa molto importante, organizzata dal maestro De Pieri. Esatto, lo facciamo lavorare molto bene, anche agli antipodi. È il suo tempo. Esatto, lo dobbiamo far conoscere anche di là, no? Mica anche nell'emisfero australe, perché appunto poi insomma ti godi anche un po' di estate. E un po' di estate. Esatto, sfruttiamo giustamente l'inversione delle stagioni nell'altro emisfero. Quest'estate è stata tutta di lavoro. Almeno quasi tutta, quindi lì vedrai che insomma poi all'inizio farai tante cose, ma dopo avrai qualche giorno, 5 settimane, perfetto, e quindi insomma sarà molto piacevole, vedrai, senza contare che anche la parte musicale mi pare di aver capito che è tutto organizzato benissimo, con un pianista bravissimo, un'orchestra anche di livello. Molto bene, quindi teniamo. Quindi vedremo anche il maestro Massimo Scattolin chiaramente in questa tournée, anche per lei. Poi ulteriori progetti da qui a breve? Abbiamo tante cose, tante cose. E non so da dove cominciare. Comunque per finire l'anno avrò altri appuntamenti, un po' con il concerto di Rodrigo un paio di volte, poi qualche cos'altro da camera,
Abbiamo anche un concerto domenica noi, tra l'altro. Sì, a proposito. Sì, ecco che dimenticavamo. Allora, sì, abbiamo, ormai questa coppia affiatata. Sì, affiatata da oggi. Abbiamo da oggi, prima prova, dato benissimo. E sarete a Matera. A Matera, sì. A Matera, sì. Capitale europea della cultura. Esatto, quindi... abbiamo avuto questa opportunità. E c'è questo premio, premio I Sassi, è facile ricordare, premio letterario. C'è tanto premio letterario, e alla fine, dopo la premiazione, ci sarà questo concerto, e quindi insomma domenica questa. Sì. Bene, per chi... Ed è la prima occasione diciamo che farete le prove, poi per il concerto del 19 sarà la prova generale. E il 19 sarà ancora una prova per l'Austria, e speriamo poi avanti così, di prova in prova. Esatto. Bene, perfetto. Allora siamo giunti alla conclusione di questa nostra chiacchierata. Non ci resta che ricordare, ribadire e invitare tutti i nostri ascoltatori, chi ci ascolta sui 97.500, chi ci guarda invece sui nostri canali video, il 19 ottobre alle ore 20:30, Auditorium Stefanini a Treviso. Il suono del cuore. E sarà un momento musicale, abbiamo già capito, meraviglioso. Io sono onorata perché so chi ho vicino, e questa è veramente una grande opportunità, per cui da non perdere, proprio l'hashtag è quello, da non perdere. Con questo hashtag musica e solidarietà insieme, insomma, non avete scuse il 19 ottobre all'Auditorium delle Stefanini. Grazie ai nostri ospiti, Annalisa Bertanzon, Grazie. Paolo Tagliamento. Grazie. E Massimo Scattolin. Grazie a voi. Grazie a tutti voi anche da parte mia, e vi rinnovo l'invito naturalmente ai prossimi spazi di approfondimento sui 97.500 e sui canali video di Radio Veneto 1. Veneto 1 con voi. Eventi in agenda.